Buona giornata a tutti cari amici di Media News TV Europe. Fari puntati quest'oggi naturalmente sul grande evento spettacolo di Vasco Rossi andato in scena ieri notte nel piazzale della Fiera di Cagliari, dove 30.000 cuori hanno ammirato il loro idolo nelle 2 ore e 30 minuti di rock e canzoni leggenda nel maestoso palco stile Blade Runner. La superstar emiliana è nato per correre, nella vita ovviamente spericolata, nelle classifiche sui palchi giganteschi che da anni ne accompagnano i live. Sinceri e energici, in bilico tra presente, passato, prossimo e remoto, dove emozione, cuore e memoria veicolano attraverso i grandi canzoni, eseguite ogni volta con passione e senza sbavature. Come ieri alla Fiera di Cagliari, dove una struttura imponente, lunga 66 metri, larga 20 e alta 26, in cui trovano posto i megaschermi. Vasco, giubbotto prima argento e poi nero e cappellino d'ordinanza, compare alle 21 come un messia che tanti attendono da anni. Finalmente in Sardegna! Benvenuti, ben arrivati, bentornati. Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, sì, qualcosa che non va. Siamo noi, quelli più stanchi. Siamo noi che dovremo andare della maestra. Stava finendo. Che cosa si può inventare? Oddio, che cosa possiamo dire? Quando sua madre libera, si cazzerà. Si cazzerà. Quindi a tenere sempre un piede qua e là. Avrete un avvenire certo in questa moda qua. E non è vita come l'avete persa. One, two, three, Cagliari! Un tempio moderno, il palco di Vasco Rossi, fatto in tubi d'acciaio, innalzato da giorni per adorare una divinità rock che per molti porta solo un nome, il suo. Un dio della musica molto terrena che dalla metà degli anni '80, da quando cioè per la prima volta, volò in cima alla hit parade con l'album Va bene così. Ed è il suo grande pubblico che lo adora, un popolo di varie età che non ha eguali nella storia della nostra musica, che Vasco ancora oggi continua ad ascoltare con attenzione affinché il contatto emotivo, il processo di trasmissione dei sentimenti non si interrompa mai, dentro e fuori dal palco. Guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e tu mi rubi l'amore. E poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.
oggi, alla fine del No Stop Live Tour salpato il 1 giugno da San Siro a Milano, la cifra toccherà quota 420.000 spettatori e siamo solo all'inizio della tournée. E il comandante, come accaduto ieri nella lunga notte cagliaritana, insegnerà ancora una volta le regole di un gioco che tutti affermano di saper giocare, ma che in pochi, nel nostro panorama musicale, sanno spiegare e condurre come lui. Perché lui è il suo pubblico e il suo pubblico è lui. Così è sempre stato, non ci sono barriere, ma solo canzoni che appartengono a tutti. Da afferrare con la voce, con il cuore, con le mani. Mani che vanno su nel cielo, verso il palco, mani giunte, mani sul viso, mani che disegnano parole nell'aria sottolineate con matite immaginarie. Canzoni che nei concerti diventano veri e propri inni da cantare insieme a squarciagola. La scaletta del concerto regala quasi 30 brani che attraversano 40 anni di carriera, impaginati in 2 ore e mezza di musica, distesa dalla band, precisa e rodata che schiera Beatrice Antolini, voce e strumenti vari, Frank Nemola alla tromba, Vince Pastano, chitarra, Steve Barnes, chitarra solista, Alberto Rocchetti tastiere e il veterano Claudio Gallo Golinelli e Andrea Torresani al basso, Matt Logg alla batteria.
una band il cui primo compito è quello di reintrodurre con un pezzo strumentale dall'atmosfera eroica l'ingresso del comandante Vasco, che già nell'iniziale Qui si fa la storia rende chiare le sue intenzioni sul tipo di concerto. Tra rock duro e melodia sfilano i vari brani di successo: Buoni e cattivi, La verità, Quante volte, Rewind, Vivere, Gli spari sopra, C'è chi dice no, Canzone e poi Vita spericolata, suo grande cavallo di battaglia, la bellissima Alba Chiara e molto altro ancora. Alla fine del concerto i fan più fortunati salgono a bordo della nave Non Stop Live 2019 per partecipare ad un party. Chiedere di più, sinceramente, nella serata non è possibile. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Chiudiamo con la bellissima musica del concerto di Vasco Rossi. Da Renato Scanu a tutti voi la più cordiale buona giornata.